nostro progetto ha sempre guardato alle nuove tendenze di mercato della birra artigianale. Abbiamo pensato di arricchire le nostre ricette utilizzando prevalentemente materie prime del territorio che riuscissero a caratterizzare, pur rimanendo nello stile di appartenenza della birra, meglio le nostre birre, usando le materie prime in maniera piuttosto insolita. Per la nostra blanche abbiamo utilizzato della salvia scalarea proveniente dalla Pedemontana per sostituirla alle scorze d'arancia normalmente utilizzate per questo stile. Per la nostra Collians, la nostra India Pale Ale, abbiamo utilizzato delle bacche di ginepro per insaporirla e caratterizzarla meglio. Il nostro obiettivo è quello di ottimizzare i processi produttivi quotidianamente. È per questo che abbiamo utilizzato i fondi del Portfes per acquistare macchinari per imbottigliare meglio. Abbiamo acquistato delle celle frigo per conservare e rifermentare la nostra birra artigianale. Abbiamo installato dei macchinari per l'ottimizzazione dei processi produttivi del nostro impianto di produzione. Abbiamo cercato di utilizzare dei formati ecocompatibili. In questo senso abbiamo acquistato dei tank da 500 litri invece di utilizzare dei fusti di plastica, e quindi ogni volta che consumiamo 500 litri risparmiamo 20 fusti di plastica. Per quanto riguarda le nostre etichette, abbiamo cercato di esprimere e caratterizzare meglio i talenti e l'orgoglio della nostra comunità utilizzando il lavoro di un noto artista locale che vuole comunque rimanere anonimo, che ha illustrato in un piccolo disegno 3 fondatori in un'ipotetica città-stato, quella di Pordenone, che con orgoglio cavalcano le onde del nostro fiume Nocella. Infine abbiamo cercato di incuriosire la comunità e i turisti creando un posto in cui sia possibile conversare davanti a una buona birra degustando prodotti del territorio.